and gentlemen, signore e signori, in diretta da Palermo, Io Compro Siciliano presenta Sicily on Air, il music show dei siciliani. Ma buonasera, l'applauso del pubblico, applauso. Benvenuti, grazie. Nuova puntata, salutiamo il pubblico siciliano che sta guardando in questo momento la diretta su tutte le piattaforme, Sicily on Air, Io Compro Siciliano, e poi salutiamo anche il pubblico che ci segue da casa, comodamente seduti in salotto, il venerdì alle ore 22 su TVM canale 18 e Teleionica domenica alle ore 22 sempre sul canale 18, e tutti quelli che ci seguono in tutto il mondo, perché grazie a Dio con le piattaforme andiamo in ogni dove, tra l'altro anche negli Stati Uniti, perché stasera torniamo a collegarci con Anthony Di Pasquale from New York, quindi caro Anthony preparati perché già sta ascoltando, credo che potremmo essere anche in diretta alla radio, se non sbaglio. Tanti ospiti come sempre in una settimana difficile dove ci sono state come sempre anche tante manifestazioni, siamo vicini a tutti gli operatori del settore dello spettacolo perché ciò nonostante noi andiamo in onda, però il periodo è quello che è, e quindi massima solidarietà che daremo anche con gli ospiti che ci sono qua stasera che hanno accettato il nostro invito. Non so se Biondo è pronto, Biondo non so se già sei pronto. Sì, sei un po' pallido stasera. Stacchetto Vincenzo Biondo, vada, Stacchetto. Biondo, Enti. Come va, vada. Senta, allora so che lei deve fare subito un saluto perché lei utilizza il mezzo. Intanto volevo... Sì. Dice, mia moglie dice, ma perché stai sempre Sua così moglie? quando entri? Sì. Diciamo, perché siccome sono dannuso, ho un po' paura di toccare cose. Ma lei deve salutare qualcuno della famiglia perché insomma sì, c'è uno alla terza puntata mi sembra doveroso salutare la mia famiglia e in particolare mio figlio, figliolo, Alessio, che mi sta ciao, bene in questo momento, Alessio. siccome poi va a dormire. Adesso vai a letto. Esatto, Alessio adesso quindi... vai a letto, come faceva Carosello e poi si andava tutti quanti a letto. Allora, esatto, Biondo, allora io stasera sto benissimo, devo dire, Sì, mai sentito meglio. Sì, Nella mia sì, vita molti aspettavano questa sera la mia caduta, invece io sono qua. Invece sei qua, stai E allora resistendo. saluto i ragazzi del Mobo che mi danno una grande carica che noi trasmettiamo da questo meraviglioso locale che è il Mobo a Palermo, e naturalmente Io Compro Siciliano, i vertici, Davide Morici, grazie Davide, tra l'altro c'è la Family, e saluto anche Giorgianni che ci segue dall'altra, lo sai da dove ci segue Giorgianni? No, non lo so, infatti, dove ci segue Giorgianni? che non sai nulla, dalla Sicilia orientale o da Milazzo, non so da dove ci segue Giorgianni. Da Taormina, dove noi andremo, se tutto va bene, appena aprono tutto, andiamo anche a Taormina. Tu sei pronto? Volentieri. Fammi uno stacchetto così al volo. Così, Che cos'è? quello del ho capito. Sicily on Air. Quello di Sicily on Air, bravo, hai imparato a memoria. Però io comincerei a far entrare gli ospiti, perché sai, Certamente. non può mancare. Intanto seguiteci sui social, li vedete in sovraimpressione. Saluto la regia, ciao Peppe, ciao Vittorio, ciao a tutti quanti. La parte comica non può mancare, adesso si stanno preparando naturalmente dietro le quinte. Vada prima lei e poi si prosegue perché c'è questo backstage. Vogliamo vedere se già è pronto il prossimo ospite. Ha visto chi è? Signore e signori, Marco Manera Stacchetto! Eccolo qua. Ma Buonasera. Ma c'è lo scalone! C'è lo scalone! È un pomeriggio che proviamo e ogni volta che passo da un zuppico. Ma com'è possibile? Ma lei dove mi inviti? Si tuteli. Io mi Benvenuto. tutelo. Allora, siamo tamponati, Sì, però occhio, siamo sta cosa- negativi, sì. ma io mi avvicino lo stesso perché insomma... Assolutamente. diciamo così. Benvenuto, Grazie. ovviamente direttamente da casa tua, Sì. che ormai siete tutti a casa, Sì. senza fare, insomma, si fa pasta, si fa... Tu sei Sono in tournée nel mio condominio io attualmente, a Chiano e Scipio. Anche tu hai dei saluti da fare perché ormai abbiamo sdoganato il fatto dei saluti a casa. Ma voglio salutare a casa, voglio salutare... La donna meravigliosa, Quella donna meravigliosa. l'altra metà, sì, Macu. sua moglie. Ah, tua moglie? No, sì, no, tanti no, saluti alla sua moglie. moglie, Ah, no, la mia moglie. la In casa stiamo. Ma lo vedi chi c'è? Lo vedi chi c'è? Mio nonno. Ah no, Pandolfo. Antonio Pandolfo Stacchetto! Sì, prego, si accomodi. Grazie. Buonasera. Sei tamponato? Io sì, lei? Io mi hanno tamponato e neanche abbiamo fatto il CIG, è stato un problema, però in questa fase di tamponamenti, capisci, quantomeno... Come ritornare dal vivo su un palcoscenico? Ah, meraviglioso, poi con questo parterre veramente eccezionale. Bravo! Con Pippo Baudo, senta, Barbara D'Urso, non c'è il buffet, che No, va a no, fare? il buffet non c'è, no. Allora, chiamo Anthony a New York. Hawkins. Anthony Di Pasquale, Di lo Pasquale a New chiameremo York. dopo, Già avrebbe il buffet pronto. Sì,
appena andremo negli Stati Uniti, perché vi prometto che è tutto pagato da Io Compro Siciliano, andremo negli Stati Uniti o pagato da Anthony Di Pasquale. Se paga Io Compro Siciliano Anthony Di Pasquale non mi interessa, basta che siamo pagati noi, nel senso che già io in maniera... Bravo! Stacchetto! Bravo! Ma si può cominciare così? Meno male che c'è una donna già che intravedo meravigliosa. Il vino, l'associazione Le Donne, signore e signori, stacchetto per Francesca Landolina. E allora venga. Brava! Dov'è? Brava! È il tuo vestito, canzone, questo è il tuo vestito. È il mio vestito. Ma o vino o non è? Fammi capire. Il prima... C'è il vino, nel senso È arrivata la è primavera. arrivata la primavera, ma lei rappresenta l'associazione, lo ricordiamo, l'associazione Donne del Vino Sicilia. Donne del Vino Sicilia, che porta avanti insomma tante importanti. L'associazione è importantissima, magari ne parleremo anche Sì? dopo. Sei emozionata? Beh, fa un certo effetto riprendere un live dopo tanto tempo. Hai quindi capito? sono felicissima. Bene, stacchetto e si accomodi nella sua seduta. Perché a me non l'hai detto? Ormai mi sono fissato con questo Quando stacchetto. sono entrato non me l'hai detto, è arrivata la primavera. Perché a me non l'hai Se detto? vuoi mettere una donna meravigliosa come Landolina, insomma, che arriva e porta... Che è? Svegliatevi. Ma Biondo è pagato per stare qua, o viene di sua spontanea volontà? Lo A andiamo cotti, prego, Pago andiamo io, prego. pago io per essere qui. E allora la parte musicale, che poi c'è la parte comica, c'è la parte dei talenti emergenti, vedremo appunto anche un romano stasera, ormai da qualche tempo anche qui in Sicilia. Li vedo, ma non sono tutti. Manca qualcuno, ma sono qui stasera con noi i 6 ottavi. O ciò che ne rimane. O ciò che ne rimane. Ma buonasera. Bravi! Incredibile. Ciò che rimane è bello. Ciò che rimane, Ciò che soprattutto rimane- ringraziamo il management, in questo caso salutiamo Gianni. Ciao Gianni. Di Napoli, Meno male, salutiamo tutti i management siciliani perché insomma stanno faticando tanto. Pititto. Lo so. Pititto si chiama. E quindi però bentornati, salutiamo subito però gli altri che non ci sono qua per vari motivi, ditelo voi perché... Sono mancati? No! Grazie a Dio, no. Cioè, Vincenzo è lontanissimo. Vincenzo sta in Emilia. Date una giustificazione a sta Allora, cosa. Vincenzo sta in Emilia Romagna Ecco. e quindi zona rossa non si poteva muovere, assolutamente non Sì. si poteva muovere. Giulia ed Ernesto stanno nella Sicilia orientale attendendo che noi li raggiungiamo con Sì. la Matta Urmina, Sì. quindi sì, in questo basta momento perché siete loro in casa. Perché ci siamo tenevano, vicini. perché se- Essendo vicini siamo ben felici Ecco, di essere ospiti ragazzi, vostri. vedremo stasera delle esibizioni, ritornate anche voi, anche se nell'ultimo periodo avete fatto qualcosina. Chi parla? Sì, abbiamo realizzato In un paio di streaming, concerti in streaming, eh? ovviamente vista Sì. la dimensione di questi ultimi tempi, anche se è stato fantastico perché dopo quasi un anno di assoluto silenzio avere questa possibilità col comune di Palermo, allora non ricordo, accendiamo una luce, forse la manifestazione del Natale di Palermo, abbiamo avuto la possibilità di fare questi 2 concerti. Per noi è stata una boccata d'aria, sono andati molto bene, anche molte visualizzazioni, certo una dimensione strana. Ma molto sapete, strano. noi vogliamo iniziare subito con la musica, perché visto che siete qua, voi avete questa abilità vocale, perché non serve un'orchestra, non servono strumenti, perché lo strumento è la vostra corda vocale. Quindi, se voi siete d'accordo, noi adesso ritorniamo indietro con un video che voi mi avete fatto pervenire, che è un po' la storia, anche un po' passata dei Sei Ottavi, che nascono nel 2005 con la partecipazione alla prima edizione di X Factor, me la ricordo. 2008. Me la ricordo. Un poco di tempo Ho fatto fa. lo scoop. Vabbè, si calmi. E rivediamo questa bellissima espressione siciliana, perché è bucceria. Quindi se la regia è pronta, e poi li sentiamo cantare subito così per scaldare i motori. Siete d'accordo? Assolutamente. Finalmente si canta. Non vediamo l'ora. Non vediamo l'ora, ma soprattutto visto che noi siamo Sicilian Air, siamo Io Compro Siciliano, vediamo un po' questa clip. Prego regia. Giusto soldi spendi frutta catta qui da noi. Se tu quanti creme sale piglia tutto sotto voi. Buongiorno a voi, su venite a cantare. Siamo allegri ambulanti che si danno da fare. Su venite vindevo a merci più rara. Mercanti di piazza, no. Spendi frutta catta qui da noi.
passa, passa, mani, mani, forti mani tu, mani svelte con le mani, siamo tutte a vociri. Mani, basta, basta, mani, mani, forti mani tu, mani svelte con le mani, siamo tutte a vociri. The Saturday night, the night we met, that was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and the nightingale sung in Berkeley Square. I may be wrong, but I'm perfectly willing to swear that when you turned and smiled at me, a nightingale sang in Berkeley Square. Oh, che atmosfera, che atmosfera. No, mi ero, credetemi, con questa atmosfera, Francesca, sono piaciuti? Tantissimo. Tantissimo. Bellissima atmosfera. Che ci hanno regalato i 6 ottavi, grazie per questa prima performance che è adatta anche a quest'ora della sera. Per addormentarci. No, perché ancora deve arrivare. Tra l'altro, non so se mi posso permettere, ho visto che la sua collega accanto La mangia a spesa. sappiamo. In realtà era una Che ninna gentilezza. Allora, D'altronde. possiamo Al Flowers possiamo sapere quanto manca? Quanto manca? Manca poco, nel senso che sono all'8º mese, quindi Manca tra... poco, ma io mica c'ho ginecologi a portata di mano, cioè quindi vabbè, No, comunque no, ancora un po' di tempo. il nome sì? Ancora, ancora, diciamo che il non papà non è d'accordo, quindi No, per beh, me sì. Si chiama il papà non è d'accordo. Vieni qua, il papà non è d'accordo. Signori, lungo, comunque, però. tanti naturalmente da parte nostra in bocca al lupo, insomma tanti auguri per questa bellissima situazione che è la nascita sempre di il sesso si sa, Un maschietto. Va bene, detto questo tra poco poi ritorneranno, intanto vi accomodate, ma prima Io Compro Siciliano, dove potete trovare di tutto e di più, ma soprattutto i prodotti siciliani. Prego regia, prego regia. Buona serata ancora, ben arrivati nel nostro salotto del giovedì. Siamo in diretta, in replica il venerdì e anche la domenica su TVM. Finale, basta, non basta, arriverò a cantare, ti prometto che per il compleanno di Io Compro Siciliano, ovvero l'8 di aprile, ci sarà una grande puntata con il compleanno di Io Compro Siciliano. Un anno di Io Compro Siciliano, pensa te, siamo nati in piena pandemia, ma tutto è E andato. che hanno venduto in un anno?
Ma io penso un po' di bottiglie, un po' di pasta, qualcosa, insomma. È rimasto qualcosa? È rimasto e stanno partendo tanti prodotti in giro per il mondo. A proposito di bottiglie, stasera poi arriverà Martina per farci assaggiare un altro vino come ogni settimana. Francesca, tu rappresenti le donne del vino questa sera. Sì. Vogliamo parlare un attimino di questa associazione che rappresenti? Allora, l'associazione è nata nel 1988 durante il Vinitaly, una delle più importanti manifestazioni del vino in Italia, che purtroppo quest'anno, per i motivi che conosciamo, non ci sarà. All'inizio era un'associazione fatta di donne produttrici, quindi produttrici di vino. Poi nel tempo il ruolo della donna nel comunicare il vino è diventato ancora più ampio, ha cominciato a coinvolgere ristoratrici, sommelier e anche giornaliste. Ovviamente io sono entrata da poco in questa associazione come socia proprio per il mio ruolo, che è quello della giornalista. Racconto quindi in particolare la Sicilia del vino, i suoi territori, e insieme come associazione Delegazione Sicilia portiamo avanti le nostre campagne, le nostre attività insieme a quelle ovviamente delle altre regioni. Hai studiato stasera, noi abbiamo, mi permetto, abbiamo 2 bottiglie che apriremo nel corso della serata. In realtà è una. Una già Pandolfo se la va a portare a casa, già promessa. Io e 6 Ottavi abbiamo un battesimo. Ma a proposito, Più tardi. E se non ti sbrighi ne avevo 2. l'azienda è molto importante. L'azienda, sì, Francesca, Principe di Butera è un'azienda abbastanza importante della famiglia Zonin, si trova a Butera, quindi nella zona dell'entroterra siciliano, e quindi in particolare credo che berremo dei vini che vengono fuori dai vitigni autoctoni del territorio. Quindi Grazie. vedo un nero d'avola e un grillo. Scusa, adesso tutto questo lo ridici in americano per gli amici di New seguono. York che ci stanno No, lo seguendo. dovete scusare a Pandolfo perché lui è pure esperto di vino. Yes. Lui a taverna Allora, Io ho una taverna dovete, a Mosca. dovete sapere, caro pubblico, che questa coppia Pandolfo Manera Coppia lo vai a dire ai 6 Ottavi. a 6 ottavi. Allora, Casia Io su con Manera 4. coppia niente. Esatto. Poi ragazzi, c'è Raimondo voi e siete- Alessandra. voi siete una coppia. La posso dire una cosa, Dilla. Ho una lamentela da fare per questa trasmissione. In diretta? Sì, Sei in diretta, sicuro? in diretta la voglio. Vai. Hanno cantato i 6 ottavi e i nostri tecnici hanno messo il fumo. Io mi sento un Cardozzi Sasizza, non ce la faccio più. Ma sono gli effetti Ma quale Se non dice lo stigliolo, Ma sono gli effetti io non ce la faccio speciali. più. Ma sono gli effetti speciali. No, ho aperto fame. Pandolfo Pipitto. diceva basta. Ma ora un fumo ufisimo, Ci sta. lo vogliamo aprire questo vino. No, Ancora sulla non Sasizza è- che cosa ci dobbiamo Non è dire? come- Fossi fumo, Arderei la Sasizza. arrosterei la salsiccia. Non ce la fai, Ma non stasera si ce può, la ma fai. non si può, Puoi ma non imitare si può andare in gente onda normale, e gente continuare così. civile. Questa- Qua allora, c'hai voi- un Lazzarone, voi- poi c'hai dei buzzurri qua. Ma Famiglia posso fare una Buzzurro, domanda che seria? salutiamo. Posso fare una domanda seria a voi? Manera, Pandolfo, che voi avete fatto sold out nei teatri dove siete andati. Voi siete persone che avete fatto ridere migliaia di persone, è vero? Allora, sta pigliata più fissa, lo vai a fare. Antonio, è così, io ho visto le immagini, ho visto la gente che si divertiva. Tu hai visto cose che Che noi bo- umani non possiamo neanche immaginare. Navi in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Battenti bandiera panamense, peraltro. Batterie scarute. Vai, vai canzone, vai. Però devo essere sincero che voi siete una delle coppie prima della pandemia che ha regalato tanti Prima, hai detto bene, prima Prima della della pandemia. pandemia, Dopo, perché ovviamente. in pandemia è a raggiata precisa, non si ci può parlare. È a raggiata- Zitti che appena arriviamo a casa ti faccio aprire. tirato tutta. Manera, a proposito, scarichi un po' la sua... Venga, scarichi un Scarica là, devi scaricare là. Dove devo scaricare? Devi andare lì, Sì, scarica lì. abbiamo igienizzato il tutto. Scaricato? Aspetta, cambiamo inquadratura, vado verso qua e lei poi fa quello che deve fare. Senta, lei ha preparato, se non sbaglio, che fa? Stia al centro, non lo so, lei stia ti al devi centro. preparare. Lei ha preparato qualcosa di bello con Manera, vero? Sì, bello diciamo. Ma sì. bello, qual è la canzone? Il bello deve accadere. Il bello deve accadere. Sì, no, Che canzone ha deciso? devo dire il Manera? titolo? Posso certo. dirlo? Oppure... Lacrime napolitane. Esatto. No, ma non è, Troppo non è in fretta. questo. O Zappatore. Una canzone meravigliosa. Una canzone meravigliosa. Tiro Mancino, versione... No, in verità è la canzone di Franco Califano. Califano che la regalò ai Tiro Mancini. Ecco, un tempo piccolo, prego. Diventai grande in un tempo piccolo, mi buttai dal letto per sentirmi libero,
feci albero per oscillare, trasformai lo sguardo per mirare altrove e provai a sbagliare per sentirmi errore. Dipinsi l'anima su tela anonima e mescolai la vodka con acqua tonica. Poi pranzai tardi all'ora della cena, mi rivolsi al libro come una persona, guardai le tele con aria ironica e mi giocai ricordi, provando il rischio poi di rinascere sotto le stelle. Dimenticai di colpo un passato folle in un tempo piccolo. Affogai il dolore con del vino rosso e buttai il mio cuore per qualunque cesso. Mi addormentai con un vecchio disco e raccontai una visita che non riferisco. Raccolsi il mondo in un pasto misto. Dipinsi l'anima su tela anonima e mescolai la vodka con acqua tonica. Poi pranzai tardi all'ora della cena, mi rivolsi al libro come a una persona, guardai le tele con aria ironica e mi giocai ricordi, provando il rischio poi di rinascere sotto le stelle. Dimenticai di colpo un passato folle in un tempo piccolo. La solo. Perlomeno se upate per qualche cosa, no? Cioè, se no non sarebbe pazzesco. Provando il rischio poi di rinascere sotto le stelle, dimenticai di colpo un passato folle in un tempo piccolo. I brividi, gli guarda, applausi. mi getterei, Senti, credimi, gli mi applausi. getterei sulla folla osannante, No, lasci ma c'è il perdere. rischio che mi spacca la Lasci faccia. perdere, Però un lasci balletto lo perdere. potevi fare sulla No, ma comunque si è Maniera. mosso un Sì, po', sì. devo dire. Balletto sull'assolo ci sta. Ma tu canti pure stasera, Pandolfo? assolutamente, No, sì, invece no. tu canterai? No. Abbiamo fatto le prove, cioè hai fatto Diciamo le che prove. questa canzone parlava proprio, era autobiografica di Marco Manera, Sì. parla della vita di Marco Manera. Manera, che si è giocato tutto, si è bevuto tutto. Dai, che- No, tranne 2 bottiglie che ora Che devi ancora vedere non come abbiamo, la perché giocata. invece io dovrei collegarmi, non so se già siamo pronti dalla regia. Allora, qua ci vuole, chi è che sa veramente essere internazionale? Io. Fare... Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen, Mesdames siamo et messieurs, collegati? siamo collegati con The Station FM in New York. The Station, Ma come? qua stazione. Come stazione? I'm dreaming of the wine. È Pasqua! È Pasqua! Chi l'anarchia! È arrivato Anthony Di Pasqua. Stare con voi non è che... Se Anthony ci sei, buongiorno, anzi buonasera, che ora Se è? ottavo si stanno schifando. Ciao, io ci sono e spero che questa volta mi Ti sentite. sento bene, Anthony, ma che Perfetto. ora è a New York? Qui che ora sono? Sono le 5. Le 5 5 e quindi un caro saluto da New York, Ti hanno visto che ti hai tamponato, salutato con Natale. Io ti saluto con Shuri, va bene? Giuri! Faccio un bel Shuri. Saluto a Mandoppo, ciao Mandoppo. Ciao Anthony, sei stato A te tamponato, ricordi? ti hanno Tutto tamponato. bene? Allora, Anthony, ascoltami, c'è Pandolfo che vuole sapere se a New York ti hanno fatto il tampone, visto che a noi hanno fatto i tamponi qua. Ma a noi mi hanno fatto il tampone, il vaccino, non me mandano pure da qualche altra parte. No, E ora ti chiami Anthony. Giulia.
È bravo. Allora, ma si può essere io seri un aperto attimo? sono, mi Tu senti? sei sempre aperto. Allora, intanto insieme Come a noi disse- qua ci sono i 6 ottavi che spediremo a New York, spero, insomma, ma 6 ottavi a New York piacevolmente. è un I sogno. 6 ottavi a Li New York. spediremo a New York, ma tu non mai. Come naturalmente Pandolfo Manera e tanti artisti che sono di Siciliano, perché l'obiettivo, tu lo sai caro Anthony, è venirti a trovare a New York, va bene? Assolutamente sì, anche se Pandolfo New York la conosce abbastanza bene. Comunque, complimenti perché quel brano in inglese l'avete cantato molto bene, quindi anche per l'espressione. No, non è tu. Ma parla di me. Ma io sono stato io a cantare il disco di Natale. Sì, ho cantato io, beh, veramente. quello sì, Io sicuramente. ti posso fare adesso. A Natale ti facciamo venire, non c'è problema. No, New York. Per te, Anthony. Salutiamo gli amici che ci seguono dagli Stati Uniti. I'm bringing the new. Venite. Oh, senza provata. I'm living today. Far away. New York. Capabella grande, vai. Il finale, vada. Veramente, me ne compiaccio. E New Gambo, la partecipazione faccio la mia soprano e New Gambo New York. È finito. Allora, Anthony, come vedi noi siamo già in Siamo aereo. pronti, siamo Noi già internazionali. siamo in aereo, pronti per venire a, che so, magari... A sing ne mandano. Allora, visto che hai parlato di aereo, Sì. noi l'anno scorso, io siccome con la radio, è chiaro che con la radio facciamo un po' tutto e di più, e quindi facciamo anche promozione dei voli diretti. E 2 anni fa, per la prima volta storico, qui dal New Jersey addirittura è partito il volo Newark-Napoli non stop. L'anno scorso doveva partire il volo Newark-Sicilia non stop. E quindi è chiaro che è stato rimandato all'anno prossimo. Vedi, si afferma a San Lorenzo, Anthony. Senti Anthony, allora salutiamo intanto poi tutti anche quelli che ti ascoltano alla radio, perché tu sei uno speaker radiofonico, tu conduci ogni giorno, every day. Sì, Ma noi lui siamo è come Radio David ICA, siamo la Letterman. radio italiana di New York, 39 anni che siamo in onda, in diretta tutti i giorni, e siamo anche collegati con la RAI, quindi non facciamo solo i programmi diciamo così per la comunità e per quando ci riguarda il territorio locale, ma siamo anche RAI. Per esempio in questo momento la ICN Radio sta trasmettendo la partita della nazionale, per modo di dire. Quindi siamo, con la 40% del palinsesto è RAI, quindi io faccio Sanremo, faccio tantissimi eventi in Italia e anche in Sicilia. Io ho 2 appuntamenti quest'estate in Sicilia, se non saltano, e speriamo bene. E l'anno scorso anche, quindi come facciamo promozione in Italia praticamente. Anthony, c'è Pandolfo che ti vuole fare una domanda, prego, vada. Anthony, mi senti? Sì. Can you hear me? Yes, I can. Senti Anthony, so che ti vogliono offrire il posto di David Letterman, lo accetterai? Beh, no, è troppo tardi per me di sera a quell'ora. Fai 5 dollari, anzi comunque sei un zaccaputo. Allora, senti, No, io Anthony, preferirei più un posto in Sicilia se c'è uno libero. Senti. Quindi vengo lì 3-4 mesi l'anno. Le 6 ottavi capito? cercano. 3 posti liberi. in questo momento i 6 ottavi stanno cercando, no, a parte lo scherzo, Anthony, qual è la canzone in questo momento nella tua radio più gettonata, visto che tu sei un uomo della radio? Qual è la canzone in questo momento più richiesta? Con la pesce di Martino. Cosa hai detto? Sanremo. Un po' di musica leggera e non voglia di niente, anzi leggerissima. Che faccia sta cosa? Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Meglio di così non si può, bravo, complimenti. I 6 ottavi ora la faranno scusa, Angela. E allora la mia cameraman, quella personale, io ballo, mi muovo, faccio tutto perché questo è un varietà.
Metti un po' di musica. Basta, stop. Allora, devi capire che qua c'è anche quest'area un po' allegra, nonostante il periodo, perché dobbiamo entrare nelle case degli italiani, dei siciliani, di Detroit, a Louisiana, dovunque, Connecticut. Assolutamente. Long Island. E non dimenticate Brooklyn. Senti, io Antonio, mi raccomando, Brooklyn... il festival della musica italiana. Ma tu lo sai, Brooklyn sono le più buone arancine di Brooklyn. Cioè, è pazzesco. È vero, è vero. Senti, io sono stato, chiudo questo colletto e poi ci ricollegheremo anche nelle altre settimane, perché con Anthony dobbiamo un attimo, mi fanno già tempi così, sembra le regie, sai, di quelle ma andiamo avanti, stasera andiamo avanti almeno un'ora in più, io sto benissimo. Mamma mia, ragazzi, sto benissimo. Senti, io sono stato ad Harlem nel mio viaggio negli Stati Uniti molti anni fa. Quando ti arrestarono, sono andato in una chiesa. Anthony, sono andato in una chiesa, sì, no, non è nel Bronx, Harlem, sono andato in una chiesa dove si cantava gospel e si cantava così. Oh, ciao Anthony! Oh! Ciao, grazie, un applauso. Oh yeah! Oh, happy day! Happy day! Oh, happy day! Happy day! When Jesus was... Finale! Reverendo canzone! Reverendo canzone! Alleluia! Alleluia! Ho visto la luce! Alleluia! Canzone, Ma meno male che non ciao, fai Anthony. questo di mestiere. No, meno canzone, male, però voglio sapere se abbiamo un blocco pubblicitario di 30 minuti. No, vado avanti. Non ce n'è. O un blocco pubblicitario o una tachipirina. No, ok. Allora, buona serata, benvenuti ancora. Questo è lo show del... Sei scema. Questo è lo show del giovedì Battute sera sceme. con i nostri ospiti. Francesca, cerca di portare un minimo di serietà. Quando ritorneremo a farci l'aperitivo e a sorseggiare del vino al tramonto Hai capito. Quando? Dillo tu. Andremo a fare l'aperitivo lì al tramonto, a Mazzamemi, seduti nel tavolo. Posto più romantico del mondo. Perché a Marzamemi? Non posso portare l'Andolina a Marzamemi, che è un posto meraviglioso. Perché Ma noi dopo andiamo... la Tour Eiffel viene Mazzamemi. E intanto il maestro biondo suona champagne e non uscirà una curva. Ma lui può andare. Senti, allora intanto bisogna prendere di nuovo in mano la situazione, perché mi è sfuggita di mano. Anche a me, cioè la mia serietà è un po' messa in crisi da Hai questa... bevuto? Hai bevuto già? Ho sentito serità. Serietà, Oddio, un po' di serietà. francese, è arrivata perché Martina credo che sia già dietro le quinte. È vero che Martina vai dietro le quinte, perché questa è la gag che noi facciamo. È vero che dietro le quinte c'è Martina? Martina, fatti vedere, bloccati, ciao, che bel sorriso. È zitta e muta da 3 ore sta ragazza, non è microfonata, però facciamola entrare con lo stacchetto. Eccola qua. Buonasera, vada. Allora, rivediamo, Francesca, stiamo per aprire, è una fase molto importante, perché visto che sei qua, la fase dell'apertura e poi c'è, sai, la decantazione. Noi qua con tutti quelli che siamo, francamente decantare sarà difficile. C'è del cataratto? Non c'è del cataratto, ma abbiamo questa sera, lo ripetiamo per gli amici che sono a casa. Abbiamo Principi di Butera, lasciamo intanto Martina aprire le bottiglie. Non la guardiamo, perché sennò non si apre. Si impiruglia. Si emoziona. Credo che stia aprendo un grillo, giusto Martina? Sì, eccola qua, la fase, È un perché grillo, noi abbiamo ogni detto. settimana, arrivata a quest'ora della sera, cerchiamo di... Mia cama. E te saluto per le figlie. Io faccio pensare al finocchio io. Se ci pensi, il vino è stato un nostro... E quindi apriamo questo vino, gentilmente, e ringraziando i nostri partner, vi consigliamo di mettere a mo basta, perché poi sai mi entra in testa e non posso mai... Allora, ci sta, voglio dire. Però nelle nostre tavole mettiamo del vino e dei prodotti siciliani. Io Compro Siciliano ha fatto una missione in un anno portando dei grandi risultati. Stiamo versando ovviamente il vino, adesso i nostri ospiti, chi lo vorrà, naturalmente
Si fa per alzata di mano. Si fa per alzata di mano, però nel frattempo, siccome voglio vedere un altro... Ma che ore sono? Perché mi faccio vedere l'orario... Le 22:07. E allora credo che ci siano, credo che siamo pronti per collegarci anche... Allora, mentre voi sorseggiate, io invece mi voglio collegare stasera perché Spazio ai Giovani, lo facciamo sempre. Un attimo, ci stiamo collegando perché quest'anno a Sanremo Giovani c'erano 2 ragazzi che, devo dire, insomma, hanno fatto la loro figura adesso con un singolo che è tra i più scaricati, penso che abbiano ottenuto 1 milione di download. Abbiamo saputo che lo presenti tu l'anno prossimo. No, io passo, penso che non sia il momento. Volevo sapere dalla regia se siamo pronti con il collegamento con dei giovani che hanno fatto Sanremo quest'anno giovani, i fratelli I Dell'Ai. Buona serata, ciao ragazzi! Ciao. Aspetta ragazzi, aspetta. Com'è? Signori, sta canzone quanti download gli italiani hanno scaricato dell'Ai? No, veramente tanti, guarda, abbiamo raggiunto il milione di ascolti su Spotify qualche giorno fa, quindi siamo veramente contentissimi. Il futuro nei prossimi mesi, sperando che si possa fare qualche concerto in giro, cosa vi riserva? Per ora stiamo lavorando al singolo. Io sono Luca, che fondamentalmente, avendo fatto Sanremo, è come se fosse appena uscito, e a un nuovo singolo che uscirà in estate e all'album che uscirà in autunno. Bene. Per quanto riguarda i live, noi non vediamo l'ora di poter andare a fare dei live e poter ritornare a cantare dal vivo, però per ora aspettiamo nuove informative da parte della situazione, come si evolve dal CTS. Posso fare una domanda da parte del nostro attore Antonio Pandolfo. Ciao ragazzi, intanto complimenti, veramente tanti auguri, in bocca al lupo per tutto quello che farete. Volevo sapere, fate anche matrimoni, cresime, battesimi? Le fate? Guarda, mai fatte, mai dire mai. Mai dire mai, che ormai ci stiamo riorganizzando. In nero, quindi andate. Ci stiamo riorganizzando. Maresciallo, stacchi la registrazione. E allora ragazzi, noi ci eravamo già sentiti periodo settimana di Sanremo, io vi faccio un grande in bocca al lupo con le note della vostra canzone che invito. Salutiamo i siciliani e dite ai siciliani ovviamente che possono scaricare, ascoltare la canzone, fatelo voi. Un saluto. Assolutamente, un grande saluto a tutta la regione Sicilia, che è una regione magnifica. Noi ci siamo stati solo una volta, però è magnifica. E chi ci scarica? Due volte. E una era troppo sballato per ricordarla, sicuramente. Bravo. Per favore, manteniamo l'aplombo con i Dell'Ai, che devono pensare Dell'Ai, che sono finiti in un circo. Io sono Luca, i Dell'Ai, ragazzi, vi vogliamo bene. Grazie per essere stati con noi. Com'è la canzone? Ritornello, vai! Per Luca in fondo con gli amici sta bene, non si vergogna quando deve parlare, ha una chitarra ma non sa suonare. Grazie, ciao, buonanotte, ciao Dell'Ai! Wow, allora, che bello. Allora, intanto tra poco ritornano, perché adesso vado naturalmente a vedere l'altra clip dei 6 Ottavi che ritornano adesso con qualcosa comunque di più energico. Ci vediamo la clip che stavolta invece... Even. Anno 2000, fino al 2019. Quindi siamo già lì. E poi dopo... Un attimo prima di tutto. Un attimo prima di tutto. Pensa che culo, pensa. Per cortesia. Che fortuna, che Esatto. fortuna. Prima serata. E allora, non si può dire pensa in questi casi. E allora vediamo la clip e poi di nuovo le 4 voci dei 6 Ottavi live a Sicily On Air. In a tree by the brook, there's a summer who sings. Santa's home, Arthur's are misgiven. Party
chi sta la visita tua, o Santi Pietro e Paolo in compagnia, o San Michele la milizia tua, o San Giovanni Battista vita mia, e soprattutto con la corte sua a voi chiamo Gran Vergine Maria, di lavarmi st'alma d'ogni rua, vi prego a tutti di pregare per mia. Vergine Santa, Vergine fedeli, voi che siete columba. There's a lady who's sure all that glitter is gold, and she's spying us the way to heaven. When she gets there, she knows if the stars are all closed, and she's spying us the way to buying us the way to buying us the way to heaven. Bam badam bada bada badam bam badam bada bada badam bada 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 Anzi, sbavilla il sole, splende il mare, il cuore pensieri non ha, che matta voglia di cantare, ma cosa cantare chissà. Canteremo una canzone, ma del sole e dei fiori, e giù ritorno, pregati, pregati, bra. Non si parla mai del cuore, e del sole mai dei fiori, e c'è sempre quello, pregati, pregati, bra. Grazie, naturalmente grazie per essere stati accomodatevi, potete mangiare voi perché non tocco nulla. E allora, devo dire, sono straordinarie. Posso dire una cosa? Sì, no, prego, tu accomodati. No, volevo dire che i 6 ottavi producono su richiesta e chiaramente dietro pagamento di un compenso, si alzi, producono dopo i 6 ottavi suonerie per cellulari, campanelli, citofoni e ingressi. Tu metti che entri a casa, apri la porta e si sente... Allora, prenda perché dopo i 6 ottavi intanto volevo ringraziare i Principi di Butera, azienda molto importante che ci sta ovviamente supportando. Ora, dopo aver sentito questo ben di Dio di vocalità, è arrivato il momento di dirigere l'orchestra il maestro Vincenzo Biondo, testo di... altro bicchiere di vino. Sto leggendo. Signori e signori, volevo dire. Signori e signori, canta Antonio Pandolfo. Aspetta un attimo solo. Canta musica. Grazie. Allora, volevo distribuire questi fogli dove c'è il testo della canzone e quando volete cantate anche voi. Numero 25. Canto numero 25 dopo la seconda lettura. Allora, casomai la canzone non dovesse piacere. Ascoltaci, signore. Casomai la canzone non dovesse
Biondo, io saccio dove posteggiarsi, Biondo. So dove posteggiarsi. Allora, se la canzone non dovesse piacere, non buttate il foglio, perché dietro c'è una ricetta. Bene. L'ho stampato su ricetta, quindi questo lo dividete due di voi. Ma non una ricetta Ma di non si cucina, può, ricetta ma non medica. puoi consegnare i medica, fogli, questo tu- ma che è sta cosa? Scusa. Manera, canta pure tu, quando vuoi mettiti vicino a canzone, Biondo Ma ce sì, l'ha. veramente? E allora, vabbè. Maestro Vessicchio, vado. Ok. Amore mio d'Orfeo, con dolcezza e con amore, vai tu per me. Ma che la mia felicità vive soldi in realtà, vicino a te. Voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto beatamente. Sulle mani voglio vivere e godere l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Oggi amo ardentemente quel ruscello impertinente menestrello dell'amore. La fiorita delle piante tiene allegro sempre il cuore, sai perché? Voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto per me. Va bene così. Grazie. No? La signora di sopra chiamò i carabinieri, io mi starei dicendo, mezza parola. Grazie. Sei scema. Grazie. Allora, intanto volevo ringraziare la produzione. Dove Sì, parlo? ma la produzione, non abbiamo finito. Ringraziare la produzione Sì, per lo splendido La buffet che diplomatica c'ha. Basta sto buffet, basta. Ragazzi, Ragazzi, devo continuare con lo show, ancora l'ultima parte. Allora, Tieni, sanifica questo. sì, mi date per sanificare, che devo fare? Vabbè, senti Emanuele, vieni qua, scusa, mi perdoni, sgancia da biondo, ecco, o sgancia larga, ecco, perfetto, sanifica tutto. E allora, adesso... Questo grillo è bello e fino e me lo bevo alla salute di Vincenzino. Adesso credo che dovrei vedere, io riuscire ad arrivare oggi per tanti motivi, ma veramente lei continua a bere incredibile, come un pazzo. Allora, vediamo se c'è invece Malinverni pronto. Fruttato, Malinverni buonissimo. dietro le quinte pronto. Mi fate vedere se già è pronto sto ragazzo che arriva. Ciao, lo so che hai aspettato. Signore e signori, direttamente da Roma, ma ormai vive a Palermo da qualche mese, Malinverni, Stacchetto Vittorio. Bravo! Eccezionale! Ma non l'avete sentita. Allora, Emanuele... Infatti era una presa in giro. No, non l'avete sentita, adesso naturalmente, ecco qua. Bella la Lei è chitarra. stato come tutti quanti tamponati, Lei è tamponato. Ti pure. puoi girare Senta, per favore? E allora, lo lasciate per cortesia in pace perché dobbiamo preparare il tutto. Allora, Malinverni, Roma, adesso ti sei trasferito qua a Palermo. Sì, sperato, poco. preciso. Vivo a Palermo da 1 anno e mezzo circa, sì. Da 1 anno e mezzo, però hai lasciato parte della tua produzione, amici musicisti, insomma, a Roma. Sì. Infatti, comunque, questo è il singolo Dentro la notte. Questo è il singolo Dentro la notte che è prodotto a Roma, poi è uscito su Spotify e tutte le piattaforme e adesso ho cominciato un percorso nuovo con un'etichetta che si chiama Piuma Dischi e da quest'anno sono sotto contratto. Ecco, a noi ci piace evidenziare i talenti italiani, come abbiamo fatto con i Dell'Ai. Adesso anche te che vivi a Palermo, non so fino a quando, quanto? Beh, speriamo per- di rimanerci. spero di rimanere. Ma perché? Si può sapere il perché? Perché per amore? Sì, per Sì, amore, sì. ma anche perché comunque io Palermo la frequentavo anche da prima e sono arrivato qui e... Cosa succede dentro? Un crash talk. Aspetta, calma, Scusa, calma, era- buono. è latino. Cosa è succede latino, dentro la notte? Tanti Dentro la tipi. notte cosa succede? Dentro la notte si incontra tanta gente, tante persone, storie diverse. Me lo vite fai diverse. sentire? Certo. Vai, prego. Sei sempre in fuga da qualcosa che non ricordi nemmeno. È una città che ti si stringe addosso, di cui saprai fare a meno. E sigaretta dopo sigaretta
con questa vita che ti brucia in fretta, coi sogni che ti fanno fare tardi e i calci in faccia sempre lì a svegliarti, a svegliarti. E poi c'è chi si è perso in giro per la strada, dentro i corridoi di un'università. Chi sarà ancora qua, sempre e comunque vada, chi seguiva una donna ed ha cambiato città, e chi si stringerà dentro le spalle questa notte e se ne fotte. Dentro i quartieri con le insegne mezze spente ci puoi nascondere il cuore, puoi prendere a cazzotti anche le porte e senza fare rumore, coi 4 stronzi che ti stanno accanto ed una sbronza per ogni rimpianto, coi tuoi 30 anni il vuoto nella mente di aver risolto poco più di niente, poco più di niente. E poi c'è chi si è perso in giro per la strada o dentro i corridoi di un'università, chi sarà ancora qua, sempre e comunque vada, chi seguiva una donna ed ha cambiato città, e chi si stringerà dentro le spalle questa notte. E poi c'è chi si è perso per la strada o nei corridoi di un'università, chi sarà ancora qua, sempre e comunque vada, chi seguiva una donna ed ha cambiato città, e chi si stringerà dentro le spalle questa notte, e chi si perderà dentro le braccia della notte. Bravo, bravo, punto su Marinverni, prima o poi tu mi dai soddisfazioni, perché lo so. Meglio di Diodato. È bravo, non beva, però intanto ti faccio l'in bocca al lupo perché la tua musica è forte e spero anche gli altri singoli, perché so di un singolo straordinario. Arriverà. Grazie ancora per essere stato con noi, grazie mille. Va bene, allora Bravo! io voglio, ci penso io qua, grazie Emanuele, tutto il mob, Saro, insomma Marco, gente straordinaria. Allora siamo giunti alla fine di questa puntata di oggi di Sicily On Air. Dica. E questo vino per gente seria e artisti bravi lo bevo alla salute dei 6 ottavi. E allora, ovviamente volevo ringraziare i ragazzi Christian, Angie, Thomas, Cipolla, ragazzi, Alice Sparti, Germana Di Cara, Massimo Sigilio Massara, grazie per essere stati con noi. Bravi. La donna del vino Francesco Landolina, grazie per essere stata qui. La coppia, dica, venga qui, che c'è? Venga qui sotto palco. Mi sta piacendo, no, non è impossibile. Sì, che c'è? Prima di... Aspetta un attimo. Prima di salutare voi c'è un piccolo spot di qualche secondo di Io Compro Siciliano. Prego regia, spot. Era Antonio Pandolfo. Un ringraziamento alla produzione, grazie veramente di cuore a tutti i ragazzi che lavorano da oggi, perché insomma Vittorio, Angela, Peppe, i ragazzi del Mob, veramente grazie di cuore. Qualora lo vogliate, noi ritorneremo ovviamente ogni giovedì dalle 21:30 con Sicily On Air, su tutte le piattaforme, capirai. Il venerdì alle 22 su TVM, canale 18, Teleionica, domenica alle ore 22. Lei continua a suonare grazie al maestro Biondo, un applauso anche a Biondo. Buonanotte e come si dice in questi casi, titoli di coda. Buonanotte, grazie. Bene. Alla salute.